con la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Equimbar Oliena, Uniposto Zieri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggio alla cinta San Teodoro, la maglia ufficiale di sportriver.biz. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Trust me, darling. Il Criterium Sardo, giunto alla 44esima edizione, fa parte della cerchia delle corse classiche dell'ippica isolana che mette in vetrina la generazione più giovane di purosangue inglese. A vincerlo è stata la femmina Lady Gavui, che mette un punto importante nel suo percorso di crescita, dimostrandosi solida mentalmente e cavallo ad oggi di un'altra categoria. Lo schema tattico poneva in evidenza la compagna e controfavorita Vivinca Lollaesa, che sin dalle prime battute ha imposto un ritmo tambureggiante, pedinata nelle prime frazioni dall'attesa Barocco dell'Alghiera e sopra Andrusilla, con Lady Gavui che ripiegava l'attesa. Agli inizi della piegata conclusiva Vivinca Lollaesa aumenta l'andatura, guadagnando sugli avversari. Si fa sotto Lady Gavui, che in pochi tempi di galoppo rende la sua ombra sempre più minacciosa sulla battistrada. In retta finale Vivinca non può nulla contro la rivale annunciata, che sotto la spinta di Antonello Fadda produce un cambio di marcia devastante, scavando nell'ultimo tratto un solco di più di 3 lunghezze, tra sé Vivinca Lollaesa. Al terzo posto resisteva Barocco dell'Algher sull'attacco di sopra Andrusilla. Per Lady Gavui è la quinta vittoria in carriera su 6 corse disputate, un ruolino di marcia fenomenale fin qui che la costringerà momentaneamente a cercare gloria nella penisola. Per il jockey Antonello Fadda arriva alla 7ª vittoria in questa competizione, ma è nessuno come lui, mentre per il trainer Antonio Cotu è la 6ª affermazione delle ultime 9 disputate. Ma sentiamo la voce di Antonello Fadda e quella raggiante dei proprietari a fine gara. Lady Gavui? Beh, la merita altri palcoscenici perché è una cavalla d'oro, fa la distanza, si presta a tutto e non ha problemi. Senti, questa sta dimostrando anche di avere un po', a parte la categoria, anche il fondo, perché secondo me allunga più. Ma più c'è andatura, più c'è distanza meglio va, quindi non ha problemi. Decidi solo tu quando accelerare e quando rallentare. Quando è capito di aver vinto Lello? A metà dell'altra parte. Eri facile, male controllato e poi in retta. Vediamo troppo facile. Ok, complimenti Lello. Ordine d'arrivo dalla terza corsa. Allora, Criterium in cassaforte dopo la bella vittoria del 25 agosto. Mi sembra che Lady Gavui è sempre in progresso. Tantissimo. Perché si pensava magari che qualcun altro potesse venire avanti, ma lui sta dimostrando davvero di valere la categoria e forse anche qualcosa in più. Che idea ti sei fatto, tu che sei anche allevatore? A parte di tutto, troppo contenti che siamo tutti. Adesso aspettiamo il programma, l'altra cosa niente. Ci godiamo la vittoria oggi. Voi cosa festeggiamo. Giusto. Tore, tu cosa dici? Ci sta dando grandi soddisfazioni che neanche noi immaginavamo dei risultati del genere. È proprio una bellissima cavalla, tranquilla, brava, proprio È migliore a corsa dopo corsa. sta migliorando corsa dopo corsa, sempre di più. Quinta vittoria in 6 corse, penso che meglio di così non poteva. Non si può. Non si può. Gli concediamo l'intoppo del secondo perché è stata battuta dalla grande rivale che Vivinca Lollaesa. Oggi ci ha provato con la tattica di front runner, però la Gavui ha dimostrato davvero Di essere superiore. oggi perlomeno di essere superiore. Un altro giorno si vedrà. Per adesso Siete voi, infatti complimenti per questo acquisto, grazie. complimenti ovviamente a tutto il team di Lady Gavui e Vivinca Lollaesa perché hanno accettato una bella doppietta. Godetevi la vittoria e bocca al lupo. Se ti piace quello che faccio, contribuisci anche tu acquistando la maglia del blog sportriver.biz, il blog che tratta l'ippica sarda a 360 gradi.